Mister Cupisti, una vittoria importante, hai ritrovato i tuoi ragazzi che sono entrati con il piglio giusto, soprattutto dopo il secondo tempo, dopo una seconda fase del primo tempo un po' in sofferenza. Diciamo che hanno fatto un buon inizio di partita, poi ci siamo un po' persi e il secondo tempo un po' meglio, però devono capire che quando si dice di giocare in una certa maniera e provare a puntare, cioè che questi venivano, ci lasciavano giocare 2 contro 2 e bisognava provare e andare in porta. Poi se ci mettiamo a correre o non si torna, allora complichiamo le cose, però l'importante era vincere. Hanno fatto gol mi sembra un po' tutti questi, quindi questa è la cosa positiva. Adesso andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Non sono tante le partite, ma c'è ancora possibilità di rimanere lì attaccati e sicuramente bisogna guardare positivamente al futuro, ma i ragazzi stasera veramente anche con la testa hanno dimostrato qualcosina in più. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, io sapete, noi dobbiamo vincere tutte le partite. Se vinci tutte le partite poi vedi quello che succede in queste 2 o 3 gare che rimangono per gli avversari. Però dobbiamo pensare solo a noi. Noi avevamo avuto l'opportunità che eravamo avanti e ci voleva la forza e la bravura di rimanerci. Lo so che non è facile andare come leader a tutte le partite, è più facile andare da inseguitori, però va bene. Grazie. Prego.